Una vera bomba è esplosa questa notte a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta succedendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere forte il cuore e ti tengono incollato allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarti le notizie più fresche e rilevanti. Con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di entrare in questo argomento elettrizzante, lascia già il tuo like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando dietro le quinte del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe trattarsi di una mossa storica per il futuro della squadra. Secondo Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, LG Felmas ha accettato di tornare al Napoli anche con condizioni contrattuali che non gli garantiscono una permanenza a lungo termine. Il centrocampista macedone ha accettato un prestito semplice con diritto di riscatto, consapevole che, tecnicamente, potrebbe tornare all'Ipsia la prossima estate. Nonostante ciò, la scelta è stata chiara, ha sempre voluto il Napoli e, da quando si è presentata l'opportunità, ha fatto di tutto per concretizzare il ritorno. Fasano ha anche commentato il caso Kobbie Mainoo, recentemente accostato al club, secondo lui. Il nome è emerso perché sono stati gli stessi agenti del giovane talento del Manchester United a proporlo al Napoli. Gli stessi che rappresentano Gilmour. Tuttavia, il club azzurro preferisce valutare il mercato con calma, attendendo fino a gennaio. Soprattutto a causa della Coppa d'Africa che priverà la squadra di Anguissa. Solo affari dell'ultima ora, in condizioni vantaggiose, potrebbero essere concretizzati in questa chiusura di mercato. E adesso, tifoso azzurro, vogliamo sentire la tua opinione. Elmas è stata la scelta giusta per rinforzare il centrocampo? E Mainoo, pensi che potrebbe essere una buona scommessa per il futuro? Lascia il tuo commento qui sotto e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, sostieni il nostro lavoro con un super thanks per continuare a portarti le notizie più calde sul nostro amato club.